Volevo anche dire un paio di cose su quello che era successo con l'inseguimento del lupo da parte di quello che sciava, ma mi sa che... E quello che mi dà da pensare è che tanti ce l'hanno su con i trentini, forse proprio perché è successo questa cosa in Trentino che ha fatto tanto scalpore. Il video mostra un sciatore che su una pista innevata della Val di Fiemme in Alto Adige insegue un lupo. Allora, uno, spesso gli sciatori filmano quando vanno giù per le piste, per cui non è detto che stesse filmando il lupo. Infatti io ho visto un po' sto video e sinceramente hanno voluto creare un caso. Poi ci sono messi anche degli influencer, anche abbastanza famosi, che hanno cominciato a dare giù merda. E io questa cosa qua non la vedo molto bene, anche perché si è creato un clima di odio soprattutto verso le persone del Trentino. E qua io non vedo gli estremi per una causa, No, questo inizia male quando alterato ad hoc in modo da incitare all'odio, lo so già, ho già capito, perché prende un attimo soltanto, capito? E questo è sbagliato. Vediamo se c'è un video un po' più lungo, un po' più completo, che racconti tutta la storia. E anche questo, allora no, ok, questo comincia già da più da lontano. Allora, questo non è un lupo, questo è uno sciatore, non c'è traccia di nessun lupo, per cui questo qua stava sciando per i cazzi suoi, col telefono, come fanno in tanti, come faccio anch'io, per esempio con la GoPro. Io vado scendo giù in bicicletta dalle montagne per i sentieri, tanti lo fanno con gli sci e col telefono, o può darsi che avesse anche lui una GoPro perché spesso si può ritagliare l'immagine a formato o forma di telefono, potrebbe aver, ma vista la qualità probabilmente no. Ok, e fin qua ci siamo. Non vedo nessun lupo. Questo non è un lupo, è uno sciatore e non sta inseguendo nessun lupo. È solo lui che sta sciando. Qua non puoi ravvisare un reato. Che reato puoi ravvisare? Non sta inseguendo nessun lupo. Improvvisamente, qua in fondo, qua giù, a circa un'ottantina di metri, sbuca un animale. E lui sta curvando, perché sta affrontando la curva. E questo gli taglia la strada. In questo momento lo sciatore non sta pensando cazzo ho visto un lupo adesso gli corro dietro, sta pensando di andare a schiantarsi da qualche parte, di finire la sua curva e non ha idea se quello è un lupo o se è un cane che è stato lasciato libero che è scappato al padrone, giusto? A questo punto poteva fermarsi, però non ha idea, sono pochi secondi, siamo a 13 secondi, neanche il cane lo ha avvistato dove qua. L'ho vista qua, che siamo all'ottavo secondo. Dopo 4 secondi, 5 secondi, si trova col cane davanti. E sono passati 5 secondi. E sta affrontando anche una curva ad alta velocità. Non sta inseguendo il cane. E fino a questo momento lui può solo pensare che sia un cane normale. Ok? Cos'è sta bestia? Anche a me è successo molto spesso, più di una volta, di trovarmi con un selvatico o con un animale comunque che mi tagliava la strada. Capita. E gli sci non hanno i freni, non è che puoi tirare il freno a mano qua, fare testa a coda e fermarti in mezzo alla pista mentre magari stanno venendo giù altre persone. Ha finito, qui finisce la curva e si sta raddrizzando, mentre quell'altro scarta a sinistra, gli ha appena tagliato la strada, scarta a sinistra e va a finire sulle reti. Qui potrebbe cominciare a fermarsi, infatti si ferma. Ha individuato il cane da circa 7-8 secondi. Non ha idea probabilmente neanche si tratti di un lupo. E adesso si ferma. Si è fermato. Al momento in cui si ferma sono passati circa 10 secondi. E questo sarebbe un inseguimento. Rivediamolo. Rivediamolo ancora. Questo sarebbe un inseguimento. Qua non c'è nessun lupo, non c'è nessun cane.
Qua siamo a 9 secondi e comincia a vedersi un puntino in lontananza. Probabilmente questo canide era fermo sulla pista, stava facendo i cazzi suoi, come esattamente lo stava facendo lo sciatore, che stava sciando, punto e basta. A meno che non abbia i raggi X, non poteva vedere la bestia. E sta scendendo a grande velocità. Adesso qua c'è una curva e lo sciatore è costretto a rallentare e affrontare la curva. Però si trova davanti a una bestia che non sa se è un lupo, sa che è una bestia che gli sta tagliando la strada, sì o no? Siamo tutti d'accordo fino qua? Adesso sta affrontando la curva, deve tenersi in curva perché sennò va a sbattere. Deve finirla la curva. Rallenta e si trova il canide che gli taglia la strada. E adesso frena. Sono passati 5 secondi. 5-6 secondi. È un inseguimento questo? È un inseguimento? Io non lo so. E adesso comincia a frenare. È un inseguimento sto qua. Ma neanch'io con i freni riuscirei a fermarmi in così breve tempo a quella velocità, soprattutto dopo una curva. Questa è una cosa montata d'arte, infatti l'inizio del titolo è Trentino e qua già scatta la bestia, giusto? Trentino, brutti stronzi cattivi maledetti, ammazza orsi e ammazza lupi. Segue il lupo sulla pista da sci per fare un video. No, non credo proprio, mi pare che il video lo stava facendo già prima. Il Corriere TV sta mentendo, si vede nel video, sta mentendo. A meno che non abbiano il video completo in cui si vede che lui già prima che iniziasse tutta questa discesa qua avesse già avvistato il lupo e gli stesse correndo dietro, che il lupo qui all'inizio del filmato si trova a più di 200 metri e dietro le discese, dietro i dossi. A meno che, appunto, ripeto, non abbiano il filmato intero, completo, in cui si vede che lo sciatore il lupo lo aveva già visto mezzo chilometro prima, supponiamo. Qua il lupo non c'è, lo vedete voi? Io vedo un sciatore che adesso va fuori schermo, nessun lupo, nessun cane, che è tutto da vedere se si tratta di un lupo. Io non saprei riconoscere così in 5 secondi a distinguere un cane da un lupo, in 5 secondi, mentre sto sciando. Qua sto per affrontare una curva ad alta velocità e improvvisamente mi si para davanti cosa? Qua non c'è nessun lupo, urlo perché ho fatto il salto e improvvisamente sbuca fuori sta bestia qua. Sbuca fuori dopo, non prima, non all'inizio del video, alla fine del video, a metà. E mentre io sto facendo la curva, sto qua mi taglia la strada. Allora io scarto a destra per evitarlo, cerco di vedere chi cazzo è che mi ha tagliato la strada e freno. È successo anche a me più di una volta di trovarmi con un selvatico che mi tagliava la strada. Ma io sulla mountain bike, anche ad alta velocità, a quella velocità lì, ho i freni. Che reato puoi avvisare qua? Di uno che che stava venendo giù per i cazzi suoi, improvvisamente gli è sbucato fuori una bestia e gli ha tagliato la strada. Non stava inseguendo il lupo, non stava, e si vede dalle immagini. Però i giornali vogliono fare i titoloni e la gente ci va dietro, perché poi ho visto filmati e ho visto gente, influencers, anche su TikTok, che parlavano di questa cosa qua come che questo adesso è stato anche denunciato, e non i filmati come hanno messo qua, che il filmato parte dal momento in cui incontra il lupo. Qua non è l'inizio del filmato, qua hanno tagliato il filmato e il filmato parte proprio da quando lui sta per affrontare la curva e solo in questo momento salta fuori il lupo. E questo secondo me è un'azione di distorsione della verità da parte dei giornalisti, perché abbiamo appena visto il filmato precedente, più integro, più lungo, dove si vede che lui stava venendo giù per i cazzi suoi e non c'era nessun lupo. Però se tu tagli il filmato ad arte e lo fai partire solo da questo punto, sembra che lui volesse inseguire il lupo. Giusto?
Vedi come cambiano le cose, come cambiano le prospettive. Secondo me questo è creare un falso e poi lo fanno ripetere, attenzione, lo fanno ripetere, così sembra che lui lo inseguisse anche pure 2 volte, come si prolungasse l'azione. Ditemi se un giudice può accettare la versione che è stata data dal TGR. Questo, secondo me, se è un buon avvocato ne viene fuori pulito, perché non ha commesso nessun crimine. Qui non puoi ravvisare una violazione della legge. Se io sto andando per i cazzi miei, per la mia strada, e sto anche girando un filmato, e improvvisamente mi salta fuori una bestia e mi taglia la strada, e non ho né i mezzi né lo spazio per fermarmi immediatamente, perché, sia per la velocità sia perché ho su degli sci, gli sci non hanno i freni, per chi non lo sapesse. Io non so come ragiona la gente, e qui questi titoloni per fare clickbait. E infatti iniziano con Trentino, e sappiamo bene che tutti adesso odiano i trentini per via dell'orso e per via di altre questioni. E ci mancava solo Lupo. Magari verrà fuori che questo video è pure falso, che è stato fatto un paio di anni fa. Adesso io voglio vedere se verrà fuori un'accusa vera e propria, reale, e manderanno a processo sta persona. E ci sono degli influencer che sputano odio, che ne approfittano perché hanno i loro canali che sono creati, costruiti sulla denigrazione, sul puntare il dito, sulla critica verso gli altri, e trovano sempre più attrattiva da un pubblico che ha sicuramente anche loro delle problematiche psicologiche o se non psichiatriche, che si alimentano di questo odio e incitano, e questo si trova con grossi numeri e anche grossi guadagni, grosse pubblicità, come abbiamo già visto, come nel caso della pizzaiola che poi si è suicidata, che è stata presa di mira, influencer che ha la forza, la potenza di decine di migliaia, di centinaia di migliaia di persone incitate dal suo odio, dal suo puntare il dito, dalla sua critica, vanno a scaricare tutta la loro cattiveria, la loro rabbia repressa, e sfogarla su una unica persona che magari non ha fatto mai un cazzo, non è colpevole di niente, che viene completamente distrutta. Lupo inseguito uno sciatore sulle piste, lupo inseguito, denunciato lo sciatore, Trentino insegue il lupo sulla pista da sci per fare un video. Ancora orrore contro gli animali in Italia. Sulle piste da sci di Panteago, in Val di Fiemme, in Trentino Alto Adige, un uomo ha inseguito un lupo per divertimento. Ha inseguito un lupo per divertimento. Dopo essersi sentito braccato, il super predatore spaventato si è schiantato contro le reti di protezione. Cioè, avete dei testimoni? Avete dei testimoni? O vi siete basati solo sul video pubblicato? Perché io mi sono basato sul video pubblicato e dal video non riscontro nessun divertimento, nessun inseguimento, nessun reato. Purtroppo c'è stata la sfortuna che lo sciatore si è trovato col canide, probabilmente il lupo, che si è spaventato e gli ha tagliato la strada. E purtroppo poi il canide, fuggendo, è andato a schiantarsi su per le reti, ma non lo stava inseguendo per divertimento e non lo stava inseguendo per fare il video, almeno dal video intero che si vede, che è disponibile e non tagliato solo i secondi che fanno comodo, nei punti che fanno comodo. A me sembra una presa per il culo, mi stanno prendendo per il culo. Per fortuna qualcuno ha pubblicato il filmato un po' più integro. Lo hanno fatto solo per fare clickbait, per fare il titolone e guadagnare, perché anche a me succede di trovarmi l'animale davanti che mi taglia la strada mentre sto venendo giù a 60 all'ora per una strada di montagna.